Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti voi, a tutti i presenti, in particolare al giornalista e senatore Sergio Zavoli, che oggi con la sua presenza ci onora, al nostro concittadino il professor Umberto Marinello, autore del libro Il lager dentro, a don Amelio Brugegan, al dottor Andrea Desolei, ma permettetemi di salutare con particolare affetto l'amico Luigi Bozzato, nostro compaesano da sempre e testimone vivente di quanto accaduto nei campi di Sardinia. E ringrazio il fotografo Luciano Schiavon che ha allestito la mostra che vedete in fondo alla sala dal titolo Foto dal lager, che ci aiuta anche visivamente a capire cosa è successo in quel luogo di dolore. Qualcuno si domanderà perché a distanza di 5 anni dalla prima pubblicazione di Umberto Marinello si sia pensato di realizzarne un'altra. Quali sono le ragioni che giustificano una seconda edizione? La grande sensibilità dimostrata da tanti, giovani e meno giovani, che nei diversi appuntamenti a cui Umberto e Luigi hanno partecipato in questi anni hanno sempre più spesso manifestato il desiderio di portare a casa la testimonianza scritta di quanto appena sentito. Ed ecco allora che di fronte a tante richieste giunte da più parti di poter disporre di una copia del libro, abbiamo deciso di procedere ad una seconda edizione, arricchendola con delle nuove foto, con una bibliografia ragionata di Andrea Desolei che aiuta il lettore nella ricerca di altri testi sullo stesso argomento, e di una parte scritta di pugno dallo stesso protagonista, che descrive alcuni particolari del dramma umano vissuto dallo stesso Luigi e raccontato nel libro in modo semplice ma efficace dall'autore, Umberto Marinello. Un libro questo frutto di un lungo lavoro di recupero delle terribili testimonianze che ripercorrono una storia vissuta da Luigi nei campi di concentramento di Dachau e Mauthausen e che hanno voluto e che hanno dovuto fare i conti con le profonde cicatrici, non solo nel corpo, ma soprattutto nella mente di un uomo che continua a vivere ancora oggi, proprio come dice il titolo del libro, con il lager dentro. La loro continua presenza in questi anni presso le scuole del territorio, della provincia di Padova e anche fuori provincia, ha reso ancora più viva la volontà di trasmettere il messaggio di ricordare per non dimenticare. Noi di Ponte Longo abbiamo ancora la fortuna di poter avere tra noi una figura come quella di Luigi, che è una ricchezza che in questi anni abbiamo cercato di valorizzare mettendola a disposizione delle nuove generazioni, affinché queste comprendessero quali sono le atrocità della guerra e possa affermarsi sempre più la cultura della tolleranza e della pace. Non vi può essere inverno così rigido da gelare per sempre la primavera. L'impegno che l'amico Umberto Marinello ha profuso per riuscire a raccogliere e mettere a disposizione di tutti la storia del dramma umano vissuto da Luigi è davvero notevole e di questo gliene stiamo grati. Come notevole è anche il messaggio che vogliamo fare nostro, dell'inarrestabile forza della vita e dell'amore per gli altri, che sono dentro alle parole di Luigi Bozzato, divenute per lui un impegno assoluto. Dobbiamo sopravvivere per raccontare fino in fondo a che punto è sceso l'uomo, perché bisogna che questo non succeda mai più. Vi auguro di poter continuare a lungo nel vostro compito di testimonianza, potendo contare sul nostro appoggio e sulla nostra riconoscenza. Il libro che voi avete a disposizione oggi non è più lo stesso libro di 5 anni fa. 5 anni fa io ho raccontato le vicende di Bozzato, non essendo riuscito, per i motivi che ho spiegato nel libro stesso, di fare quel libro di intervista che era nelle mie intenzioni. Chi conosce Luigi sa benissimo che lui non è assolutamente tipo da demordere. Non riuscendo, come è infatti accaduto, a sostenere
emotivamente l'intervista diretta da cui avrebbe dovuto nascere appunto il libro intervista. Una volta uscito il lager dentro, si è messo a scrivere per conto suo. Ha riempito un paio di agende, poi è venuto a casa mia, mi ha portato tutto questo materiale e mi ha detto: adesso mettimelo a posto tu. E allora ho cercato solo di tradurlo in italiano, senza dare a quello che lui ha scritto una sistemazione mia, ma cercando, e spero di esserci riuscito, di lasciare intatta quella spontaneità, quell'immediatezza, quel travaso di dolore. E l'ho fatto senza sfrondare questi suoi ricordi dalle ripetizioni, dai ritorni a cose già dette, perché è proprio grazie a questi ritorni, a queste ripetizioni, secondo me, che si può misurare la profonda ossessione che lui si porta dentro da 60 anni. E questo libro, lasciatemelo dire, è, almeno nelle mie intenzioni, una risposta a quanti appunto cercano di mettere oggi sullo stesso piano, travisando la realtà della storia, le vittime del nazifascismo e quei nazifascisti che queste vittime hanno provocato. Questa è la mia risposta. Stamattina ho acceso il computer e ho digitato su Google, che è un motore di ricerca su internet, la parola lager, no? Sono usciti 11 milioni e 100.000 risultati. Un mare praticamente. Pensate che tutte quante le pubblicazioni, quindi cartacee di questo tipo sui lager in Italia sono già più di 30.000. Una bibliografia cerca di scegliere dei libri da proporre, no? Io ho pensato quindi, più che di scegliere dei libri per tipo di libro, di scegliere dei libri per tipo di lettore. Bozzato e Marinello sono andati, hanno fatto un'opera incredibile di sensibilizzazione in tutte quante le scuole della provincia di Padova, del Veneto, e molti professori, molti insegnanti chiedevano appunto libri, chiedevano materiale. Quindi oltre ai libri più famosi che hanno anche come non so, di Arianna Frank, i libri di Primo Levi, ho anche proposto dei fumetti tipo Mouse di Spiegelman, che è uscito anche con Repubblica un paio d'anni fa. Poi naturalmente i films, diciamo, tra gli ultimi ci sono stati naturalmente La vita bella di Benigni, e poi naturalmente i siti web. E per quanto riguarda gli approfondimenti, anche qui ho dovuto fare molte scelte. Ho cominciato con proporre dei dizionari, delle bibliografie. Umberto Eco dice dei libri che parlano di altri libri, no, per orientarsi all'interno di questo mare. Ho trattato del lager in generale e poi mi sono più concentrato sulle vicende di Luigi Bozzato, quindi dei libri sugli internati militari italiani e sui prigionieri politici. Ed infine ho selezionato tutti i libri, ecco, che io ho trovato disponibili nella nostra zona, soprattutto la biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche di Padova, diciamo, possiede circa il 60-70% dei libri che ho citato. Ho poi approfondito proprio le vicende di Bozzato, ricercando quei libri che parlavano di lager di Dachau e Mauthausen. Luigi vuole iniziare con un ringraziamento, però emotivamente non se la sente. E allora noi abbiamo il nostro assessore alla cultura, la Patrizia Desolei, che leggerà un messaggio di Luigi. L'anno 2006 segna per me un andare che fonda le sue radici sull'utopia di ideali conquistati 60 anni fa. Tutto trova il suo motore nelle parole scritte a caratteri cubitali sul muro dello zoccolo della facciata al tempio dell'internato ignoto di Padova. Ricordare, imparare, non odiare. Sono verbi che riassumono in sé il significato pieno della memoria storica, come riflessione sulla sofferenza di tanti uomini.
caduti nei campi di concentramento, travolti dagli stenti, dallo sfruttamento e torture, ma di fatto morti per la loro dignità e per la libertà di dire no alla violenza. Io sono sopravvissuto, grazie a Dio e a Sant'Antonio, che ho ringraziato ancora una volta il giorno del Santo Natale, ascoltando la Santa Messa in Basilica a Padova. Se penso ai Natali passati nei lager, non posso far altro che agitarmi e piangere. L'ossessione e il terrore invadono ancora una volta tutto il mio essere. Per questo voglio dire che il lager dentro è frutto di tentativi, di fatti rivisitati, lasciati in disparte, infine ripresi e raccolti per stamparne una prima edizione. 10 anni di lavoro ci sono voluti al professor Umberto Marinello, che ringrazio tanto. A me, oltre la fatica del ricordo durante le interviste, il logorio angoscioso dello spirito, con batticuore a non finire, da non trascurare poi le continue preoccupazioni causate di riflesso su mia moglie. Oggi, quasi incredulo, vedo invece la seconda edizione, ambirei alla terza, arricchita in appendice da una mia autobiografia. Non mi resta dunque che ringraziare. Grazie a tutti, agli amici del Ponte di Varchi di Pontelongo, ai sindaci Federico Sari di Pontelongo e Mario Crosta di Piove di Sacco, con rispettive amministrazioni comunali, al sindaco precedente, Roberto Franco. Grazie al centro Ramin di Campagnola, nella persona della professoressa Giuliana Fornasero, alla banca di credito cooperativo di Piove di Sacco, ai dottori Modena e Carpenedo. Grazie a tutti gli amici delle associazioni combattentistiche, ANEI, ANED e AMPI, e a quelle di volontariato. Grazie ai miei fratelli, sorelle, nipoti e parenti tutti. Grazie ai sacerdoti, Don Amelio Brusegan, Don Giorgio Facchin, Don Alberto Celeghi. Grazie ai presenti e agli assenti, ai vivi e ai morti, che nella comunione dei santi sento ancora più vicino, specialmente Don Giovanni Fortin, di cui sento ancora i suoi incitamenti. Resisti, dobbiamo sopravvivere per raccontare. C'è Dio che ci assiste, verrò io a sposarti con la tua Giovannina. Grazie infine all'intervento del giornalista Zavoli, che ha avuto la compiacenza di venire tra noi all'inaugurazione del libro. Per concludere, una raccomandazione. Ho superato la soglia degli 80 anni. Ho subito sulla mia pelle il male di una catastrofe mondiale. Vi prego, non più reticolati, e se ho aperto il solco della memoria, voi continuate a metterci dentro i vostri semi. La libertà e la pace non si ereditano soltanto, ma si costruiscono di giorno in giorno. Grazie ancora e continuiamo a volerci bene. Luigi Bozzato. Allora adesso Luigi vi dirà lui 2 paroline. Ce la facciamo? Sì. Di nuovo vi ringrazio. E io tante cose da dire e spiegare. Ogni modo sul libro l'avete tutto. E manca ancora di parole, insomma. Ogni modo è l'aria dentro ed è un grande libro. Che la vera testimonianza è qua, vivente. Perché non si può dimenticare, né odiare, perdonare e non odiare. Ogni modo bisogna la memoria, seguire la memoria. La memoria per me è una grande e anche per tutti scritta e bisogna riconservarla. Perché l'aria c'è pace, c'è tutto sulla memoria, non c'è odio, non c'è niente. Non bisogna più odiare, bisogna sempre perdonare. Vi ringrazio di nuovo e grazie di nuovo.
come si coniuga una storia come questa, come quella che tante altre persone hanno vissuto come Luigi all'interno di un mondo che viene definito civile. È possibile che in qualche modo vi possano essere delle atrocità tali e uno si chiede in quei momenti: ma esiste un Dio? E se esiste, perché permette queste cose? Ecco una domanda che io faccio anche, mi permette, senatore, così a cuore aperto, proprio per cercare anche di capire la ragione e dare una spiegazione logica a quanto è accaduto. Quando dicevo Benigni ha portato la copia del libro su Bozzazzo e io ho scorso le prime pagine, ho capito immediatamente che ci trovavamo davanti a qualche cosa non solo di sorprendente, ma di assolutamente eccezionale. Lager dentro è il titolo, dentro, cioè dentro la mente, dentro gli occhi, dentro il cuore. Perché, come diceva Primo Levi, un uomo che è stato torturato rimane torturato. E ne abbiamo avuto la prova. Per avergli inflitto, per amore certamente, questa piccola afflizione oggi, cioè di dover ricordare lui personalmente questa storia tremenda, di cui credo sia uno dei pochissimi testimoni viventi. Ha accennato lui stesso al tema della memoria. E io aggiungo un altro motivo di gratitudine. Io ho dedicato molto spazio alla memoria, perché, come diceva Borges, perdere la memoria significa avviarsi verso una sorta di amnesia finale, in cui non sappiamo più chi siamo stati, da dove veniamo, e quindi perdiamo la nostra identità, come se fossimo vissuti alla pari di un fantasma o di un sonnambulo che ha attraversato la vita senza capirne il senso, il perché. Un grande scrittore, Saul Dello, che vive in America, uno scrittore ebraico, preso dalla disperazione è uscito in un tragico paradosso, ha detto: bisogna dimenticarsi di ricordare. Io non credo che sia giusto farlo. Mi conformo anzi all'idea di Tullio Azevi quando dice che far passare la memoria deve essere un dovere etico. Ogni generazione deve sentire l'impegno di passare ai figli il bilancio di una storia che deve poterli illuminare sulle possibilità che molte delle cose che i genitori hanno vissuto possono ripetersi. D'altronde Bertrand Russell ha detto che il destino dell'uomo è quello di doversi rinnegare continuamente, come se avessimo proprio come nostra sorte quella di ripetere gli errori che abbiamo commesso da quando abbiamo messo i piedi sulla terra. E tuttavia io invito sempre tutti a non essere pessimisti. Io non ho mai visto un pessimista giocare a qualcosa o a qualcuno. E d'altronde penso che nelle centinaia, nelle migliaia di modernità che si sono succedute nel mondo da quando l'uomo appunto è sulla terra, ognuna di esse in qualche modo poteva costare all'umanità la sua stessa fine, perché gli uomini hanno sempre compiuto degli errori micidiali, catastrofici. Eppure di generazione in generazione, di modernità in modernità, di tempo in tempo, di anno in anno, siamo arrivati sulla Luna, siamo andati su Marte. E questo che cosa significa? Alla vigilia del lancio del Saturno 5, che era il primo vettore che andava a circumnavigare la Luna, io andai a intervistare von Braun. Von Braun non mi era molto simpatico, aveva fatto la guerra per Hitler, aveva inventato la V2, strumento di distruzione che ha veramente sconvolto l'Inghilterra, provocando migliaia e migliaia di morti innocenti, quasi tutti bambini, donne, vecchi. E quindi mi pareva che non fosse una persona cui rivolgere se non l'attenzione che uno storico, uno che pretende di essere, deve in ogni caso riservargli. E quando fui davanti a lui, con la piccola ribalderia di un cronista europeo che pensa di saperla lunga, gli dissi: professore, ma
cosa serve questo viaggio nella Luna? Quando questa navicella che lei sta per far partire, quando sarà così sola, così lontana, così fuggiasca, che cosa cambierà per noi sulla Terra? Ma lei crede veramente che in quel momento le iniquità profonde che dividono gli uomini, il dolore, i pianti, le disperazioni, le privazioni, le afflizioni quotidiane, crede che tutto questo cesserà semplicemente perché il nostro orgoglio, la nostra intelligenza ci porta così lontano da noi stessi? Poi mi guardò paziente e mi disse: lei mi domanda che cosa serve questo viaggio. Io le rispondo facendole un'altra domanda: a che cosa serve, secondo lei, un bambino appena nato? Aveva ragione lui. Bisogna credere con ostinato ottimismo che l'uomo ha questa possibilità redentiva. Dico questo per tentare di dare una risposta al sindaco, che mi ha sorpreso con una domanda che francamente non mi aspettavo, cioè il ruolo di Dio nella nostra vita. Perché Dio ha consentito tutto questo? Io non sono un credente come lei, signor sindaco, però credo di credere, cioè sono sempre sul punto di credere in assoluto, c'è sempre qualcosa però che mi frena. E quindi sono sempre ingaggiato in questo tentativo di capire, perché vede, sapere non basta. Dopo aver saputo bisogna capire quel che si è saputo. Ed è la seconda parte che è un viaggio veramente sterminato dentro un mistero del quale non riesco a cogliere tutti i nessi e tutti i sensi. Eppure capisco una cosa, che noi non possiamo vivere senza l'idea di Dio. Noi anzi dobbiamo vivere nella certezza che Dio c'è, e non come dicono i pessimisti, gli illuministi, i positivisti. Noi dovremmo vivere come se Dio non ci fosse. Perché si può essere atei, io credo, soltanto assumendoci le responsabilità morali di Dio. E siccome noi non siamo Dio, e questa responsabilità non ce la possiamo assumere, e la storia dell'umanità ci dimostra che non siamo capaci di tanto, allora io dico che è bene invece vivere comportandoci come se Dio ci fosse, e che debbano credere anche quelli che non credono in assoluto alla presenza di Dio, perché altrimenti caderebbero tanti codici morali, tanti ordinamenti giuridici, tutto il mondo organizzato dentro l'ordine o il disordine in qualche caso dei suoi ordinamenti verrebbe meno se cadesse il richiamo, il riferimento a questo magistero alto e universale che è quello rappresentato appunto da un ente così supremo. Mi ricordo sempre la frase di un contadino delle mie parti, in una vallata del Marecchia, alla domanda: ma tu credi in Dio? Questo contadino rispose: ma io penso questo, che dire che Dio c'è mi sembra molto difficile, però devo anche dirle che dire che Dio non c'è mi sembra impossibile. Era un contadino. Io credo che esprimesse, signor sindaco, quel tentativo di risposta che io non so darle, che forse sa darle la piccola sapienzialità di un contadino che percepisce che c'è qualche cosa che noi non riusciamo a governare, ma che probabilmente governa tutti noi. D'altronde io sono un laico. Io sono venuto a Pontelungo, così come si va a trovare un amico o degli amici, persone di cui ti fidi. Tra l'altro c'era anche questa grande attrattiva che era quella di conoscere personalmente, guardando negli occhi questo personaggio, questo superstite miracoloso di un'avventura che ha dell'incredibile. E allora ho capito che cosa voleva dire lo scrittore Cesare Pavese quando diceva: un paese ci vuole. Io per fortuna, come voi, non sono nato in una città e nemmeno in una metropoli, sono nato in una piccola città che rasenta quasi il paese, quindi posso capire che cosa significa comunità. Comunità vuol dire mettere in comune, convenire che
che tutto si risolve se lo si risolve insieme, e che se rimangono delle divisioni tra noi, ecco, questo contenzioso ci attarda rispetto alle soluzioni che noi invece dovremmo perseguire col massimo di consenso. E allora penso alla politica. Ma intendiamola come intendeva Don Milani quando diceva che la politica è uscirne insieme, cioè credendo, per dire una cosa molto banale, che tutto ciò che si può fare per se stesso va fatto e che va fatto in questo spirito, cioè di contribuire alla crescita di quel bene comune, generale, che è lo stare insieme, l'essere un popolo, una nazione, uno Stato, dove non ci si divide in tre Italie, dopo che una lunga storia come quella del Risorgimento è stata tanti morti, perché l'Italia fosse una e finalmente lo è diventata. Io non sono di quelli che disposto a barattare soltanto per un capriccio. È un paese che ci vuole e voi siete quel paese. Avete per giunta il privilegio di avere fra voi un personaggio come Luigi Pozzato. Oggi ho provato un'emozione forte, mi è parso di vedere riassunto in quel volto una tragedia che noi abbiamo imparato sfiorandola, standoci dentro, e i nostri figli tentano di capire tra le sedie di storia che la raccontano così male, in un modo così reticente, perché non si deve esagerare con il Novecento, perché il Novecento è un secolo crudele, pieno di cose cattive, e non dobbiamo dare ai giovani un'idea così atroce della nostra vita. Come se la storia dell'umanità dovesse essere una storia di tutte cose ireniche, meravigliose, fatte soltanto di amore e di pace, e non attraversassero invece drammi atroci, inverosimili, come questo soltanto che vi dico, che cioè ogni giorno che Dio manda sulla terra muoiono di fame 50.000 bambini. È una notizia di Amnesty International, certificata dall'UNICEF, accreditata dall'ONU. 50.000 bambini che muoiono ogni giorno di fame significano 500 jumbo stipati di bambini che precipitano tutti i giorni sulla crosta terrestre. Ora ditemi se non avremo motivo di celebrare tutte le sere una specie di lutto universale che non celebriamo, ma non perché siamo particolarmente indifferenti, pigri moralmente, sordi civilmente, perché siamo cinici ed egoisti, no, non è per questo, è perché non lo sappiamo. E voi mi chiederete, ma come non lo sappiamo? Se questa è la civiltà dell'immagine, se non si è mai saputo tanto delle sorti dell'umanità come da quando c'è la televisione, ma non lo sappiamo semplicemente perché non ci viene detto. E non ci viene detto perché i poteri che hanno convenuto ancora una volta come distribuirsi i poteri del mondo e reggere le questioni dell'umanità non hanno interesse a dichiarare cose che potrebbero venire attribuite loro senza che essi possano essere nella condizione di giustificare questa tragedia. Ma non sapere significa, appunto, come dicevo all'inizio, accettare di vivere come sonnambuli, e noi a questa condizione non possiamo stare, per la semplice ragione che abbiamo dei figli e che continuiamo a farlo, per fortuna. Ed è il motivo anche del mio ottimismo, malgrado la tragedia di questo libro e di questa storia, perché malgrado tutto noi continuiamo a fare dei figli, e se non credessimo che da queste cose si può uscire, noi non credo che consegneremmo ai figli un tempo, un mondo, una civiltà che si appresta soltanto a conoscere l'Apocalisse e quindi a finire nel ghiaccio o nelle fiamme. Non credo che lo faremo. Avremmo già smesso da molto tempo di far figli, invece con questo ostinato ottimismo noi continuiamo a credere nell'uomo e facciamo bene, secondo me, perché io non credo affatto che l'uomo nasca per essere cattivo. È la sua organizzazione, il modo in cui concepisce la vita, i rapporti di forza,
in cui si distribuisce la ricchezza, dove ci sono il 10% dell'umanità possiede tutto quanto possiede il resto, cioè il 90% dell'umanità. Sono queste contraddizioni inique, terribili, che non riusciamo a colmare. Questo sì ci fa cattivi. Perché Dio? Ma perché Dio? Ma perché l'uomo? Dio la sua parte l'ha fatta lasciandoci la libertà persino di sbagliare, per non interferire, perché non ha inteso fare un'umanità di tante statuine, obbedienti, tutte uguali, inerti, stupefatte, pronte a farsi portare chissà dove da imprevedibili pastori. Ha fatto tanti uomini, ciascuno con una sua volontà. Nessuno di noi è uguale all'altro, eppure siamo tutti la stessa umanità. Ognuno di noi ha un tratto distintivo, le impronte digitali. Non c'è un uomo al mondo che abbia questa impronta uguale a quella di un altro uomo, ma questo non vi dice nulla. Avere impresso in ciascuno di noi questa identità, a questo deve corrispondere fatalmente la nostra libertà. E Dio ce la riconosce. Dov'era Dio quando succedevano le cose che racconta Umberto Marinello in questo libro? Simon Weiner dice: era impiccato a 2 passi in un capestro, vicino a tutti i capestri ai quali erano appesi gli uomini portati laggiù dal nazismo, cioè dal segno del male di cui è capace l'uomo. Ma la responsabilità finale è la nostra, e se non l'accettassero vorrebbe dire che noi non siamo degni di essere uomini, che sarebbe una misanteria quella di poter governare le cose del mondo, perché dichiareremmo che non ne siamo capaci. E allora bisogna mettere in atto una grande volontà universale che non sia soltanto l'utopia, ma bisogna pur pensare che tutto può essere o diventare diverso. Non possiamo rassegnarci all'idea che queste cose si ripeteranno. Noi siamo nella condizione di non volere che si ripetano. Io credo che Luigi a questo proposito potrebbe tenerci una grande emozionante lezione. Vorrei ricordare un passaggio dell'intervento del professor Marinello, quando ha accennato a questa infamia. Perché concepire che si possano equiparare i combattenti della Repubblica Sociale con i partigiani, fatto salvo, ben inteso, la dignità e il rispetto che si deve al sangue versato da una parte e dall'altra, anche perché in ogni caso una vita che si congeda a 15 e 18 anni dalla vita stessa è un gesto che impone di essere guardato con rispetto. Non di meno non posso dimenticare che mentre da una parte con una divisa che era fatta solo di un fazzoletto disadorno, senza mangiare, senza avere la garanzia di nulla, male armati, indifesi da tutti i punti di vista, persino dall'inclemenza del tempo, c'erano i partigiani. Dall'altra parte c'era un esercito che veniva persino addestrato in Germania da quel tallone che stava sul corpo del nostro popolo a conculcare la nostra libertà. Come si può mettere insieme chi lavorava combattendo accanto a chi veniva a liberare l'Europa e il mondo dal nazismo con chi faceva quella guerra al comando di quel mostro che aveva deciso di voler governare il mondo da se stesso, contro ogni altra volontà, contro ogni altra cultura, contro ogni altra religione, contro ogni altra etnia. Come si può affidare a un delirio la sorte degli uomini e la sorte del mondo? Mi permetto, sull'onda lunga di quanto egli ha detto, di dirvi come la Chiesa
si accosta con profondo rispetto e grande compassione all'esperienza dello sterminio, la Shoah, sofferta dal popolo ebraico e da tante altre persone durante la Seconda Guerra Mondiale. Rischieremmo di far morire nuovamente le vittime delle più atroci morti se non avessimo la passione della giustizia e se non ci impegnassimo, ciascuno secondo le proprie capacità, a far sì che il male non prevalga sul bene, come è accaduto nei confronti di milioni di figli del popolo ebraico. L'umanità non può permettere che ciò accada di nuovo. Così si esprimeva l'indimenticabile Papa Giovanni Paolo II in un suo discorso il 7 aprile 1994 in occasione della commemorazione dell'Olocausto. Preghiamo allora che il nostro dolore per le tragedie che il popolo ebraico e non solo ha sofferto nel secolo appena trascorso conduca a nuove relazioni con tutti i popoli. Desideriamo trasformare la consapevolezza dei peccati del passato in fermo impegno per un nuovo futuro, nel quale non ci siano più sentimenti anti-umani, ma piuttosto un rispetto reciproco condiviso, come conviene a coloro che adorano l'unico Creatore e Signore e hanno un comune padre nella fede, Abramo. Infine invitiamo tutti noi, uomini e donne di buona volontà, a riflettere profondamente sul significato della Shoah. Le vittime dalle loro tombe e i sopravvissuti, come il nostro Luigi Bozzato, attraverso la vivida testimonianza di quanto hanno sofferto, sono diventati un forte grido che richiama l'attenzione di tutta l'umanità. Ricordare questo terribile dramma significa prendere piena coscienza del salutare monito che esso comporta. Ai semi infetti dell'antigiudaismo e dell'antisemitismo non si deve mai più consentire di mettere radice nel cuore dell'uomo. Con questa convinzione non ci stancheremo di lavorare nel grande cantiere della pace, consapevoli che per costruirla è necessario amare il prossimo rispettando la regola d'oro: fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E per dare concretezza a questo proposito diciamo: beato chi costruisce la pace iniziando da se stesso, dalla propria famiglia e dalla comunità in cui vive, per irradiarla poi nel mondo intero. Beato chi ama la pace e la assume come stile di vita. Beato chi non si accontenta di parlare di pace, ma ne compie le opere, e allora dove c'è odio porta amore, dove c'è offesa porta perdono, dove c'è discordia porta unione, dove c'è vuoto di ideali
porta progetti di vita. Dove c'è ingiustizia, porta giustizia. Dove c'è povertà, porta solidarietà. Dove c'è razzismo, porta fraternità. Dove c'è incomprensione, porta dialogo. Dove c'è intolleranza, porta benevolenza. Dove c'è ira, porta dolcezza. Dove c'è violenza, porta mitezza. Dove c'è guerra, porta pace. Dove c'è carenza di amore, porta tenerezza. Dove c'è morte, porta vita. Beato chi, attuando anche una sola di queste dimensioni della pace, diventa costruttore di pace, perché Gesù lo chiamerà figlio di Dio. Dio benedica questi nostri propositi e doni al mondo giustizia e pace. Glielo chiediamo con questa preghiera, storicizzata e concreta, che ogni ex internato, come il nostro Luigi Bozzato, potrebbe recitare. Noi la recitiamo, se me lo permettete, come fosse la preghiera di tutti noi. Signore, tu dall'alto hai visto la nostra deportazione, rinchiusi in vagoni bestiame, stipati uno contro l'altro, viaggiando giorni e notti senza conoscere la destinazione, sofferenti per la fame e la sete. Con il cuore ancora in pianto pensiamo ai nostri cari compagni di sventura che non hanno più fatto ritorno